Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Benvenuti, buon mercoledì 17 di giugno, siamo pronti per un nuovo appuntamento, per una nuova mattinata da trascorrere insieme e continuiamo a viaggiare. Viaggiamo, ieri eravamo sul territorio di Catania, oggi siamo sul territorio di Messina, domani continueremo sul territorio di Siracusa, insomma continuiamo a conoscere la nostra Sicilia, i nostri prodotti, il nostro territorio e come diciamo sempre anche il volto delle nostre aziende, delle nostre imprese, dei nostri artigiani. E ci sono storie bellissime, storie da raccontare, storie che raccontano un vissuto ma che raccontano poi anche la qualità dei prodotti, le innovazioni di quelle che sono poi le nuove produzioni che diventano anche lifestyle, quel lifestyle di cui noi tanto parliamo. Identità, qualità, provenienza, i tre punti fondamentali di Io Compro Siciliano, ma permettetemi prima di iniziare questo appuntamento con il nostro grazie. Grazie 242.227 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Noi continuiamo a vivere le grandi emozioni, continuiamo a vivere sempre le grandi novità di Io Compro Siciliano. Sono tante le belle novità in questo mese di giugno, sapete, presentiamo ufficialmente il nostro marketplace, il marketplace delle eccellenze siciliane, a marchio Io Compro Siciliano, perché noi portiamo avanti il nostro Made in Sicily. Ancora sapete, fra i programmi che presenteremo a brevissimo anche il portale del turismo che riguarda le strutture d'accoglienza, che è seahost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e la Sicily City Pass, che permetterà a tutti i viaggiatori di poter usufruire di tantissime agevolazioni per meglio conoscere la nostra meravigliosa terra siciliana. Vi diciamo sempre grazie, arrivano tantissime mail con i vostri progetti, con le vostre proposte, sapete che tra l'altro noi le ben accogliamo e le condividiamo con tutto il popolo degli amici che fanno parte proprio di Io Compro Siciliano. Vi ricordo la mail che è info@iocomprosiciliano.com. E ancora, a proposito di raccomandazioni, vi diciamo scrivete il nostro form, iscrivete la vostra azienda con i dati appunto che presentano la vostra azienda nel migliore dei modi, perché in questo modo entrerete anche voi a far parte di questo grandissimo database, questo database che mette in comunicazione i produttori, i consumatori, questo per meglio agevolare quelle che diciamo noi le connessioni. Io Compro Siciliano quindi è incubatore di imprese, incubatore di idee, continuiamo ad andare avanti oltre a quelli che sono ormai i tantissimi articoli che parlano di Io Compro Siciliano. Dico sempre, fra le ultime sorprese, proprio quello di essere all'interno di Millionaire, la grande rivista del business in Italia che parla proprio di questo nuovo lifestyle che è Io Compro Siciliano, quindi veramente tanto felici. Il ringraziamento come sempre va ai tre ideatori di Io Compro Siciliano, grazie Davide Morici, grazie Giuseppe Giorgianni, grazie Francesco Caravello, i tre ideatori che proprio 2 mesi fa, basando fortemente quello che poi è stata la loro esperienza, Davide Morici nel settore del turismo, dello spettacolo, dell'accoglienza, Francesco Caravello in quello che poi riguarda il percorso esperienziale del food in Sicilia, e Giuseppe Giorgiani invece per tutto quello che riguarda la digital innovation con grande esperienza di internazionalizzazione, continuano a portare avanti le nostre idee, le loro idee, le idee del popolo di Io Compro Siciliano. Siamo pronti per iniziare questo appuntamento. Permettetemi come sempre di dare il benvenuto agli amici che ci scrivono, che ci seguono in diretta, e quindi Maurizio Tumminia, grande immensa Sicilia. Io saluto Maurizio Tumminia, ma saluto anche tutti gli amici di artisti
tutti i nostri amici, che è proprio il gruppo di Maurizio, quindi grazie sempre per la vostra attenzione e per la vostra dimostrazione d'affetto. Ancora Fabio Herrera, buongiorno, Giusy Ciccarello, buongiorno a tutti, Maurizio Tuminia, buongiorno a tutti gli amici della pagina Artisti Nostri Amici, grazie Maurizio. Ancora i saluti di Fausta in Travaglia, buongiorno a tutti voi, io compro siciliano, e siamo pronti, abbiamo Francesco Vaccaro, buongiorno Francesco, Fabio Mambo, ciao a tutti. Bene, noi siamo pronti per vivere questa nuova giornata insieme, continuiamo, abbiamo detto, a viaggiare, ieri abbiamo lasciato la città di Catania, dove abbiamo incontrato una delle famiglie storiche dell'Opera dei Pupi, di famiglia di Pupari, che è la famiglia Napoli, proprio a Catania. Abbiamo anche conosciuto un grande organizzatore di eventi. Oggi invece siamo sul territorio di Messina. Siamo a Messina e noi oggi vi racconteremo delle storie molto belle legate a due artigiani che ci racconteranno quello che è poi il loro percorso di vita, le loro esperienze, ma anche delle strane storie, con un modo assolutamente nuovo ed innovativo di vivere proprio l'arte, la propria arte. Rimanete con noi siamo pronti, da Messina ci attende Mario Freno, artigiano pellettiere dal 1985, ecco con noi, fra poco entra in diretta Mario, e con lui, buongiorno Mario, e con lui abbiamo la nostra Jamila Beder. Buongiorno, benvenuta e bentrovata. Buongiorno, grazie. Bene, oggi sono veramente tanto felice di ospitarvi, perché parliamo di artigiani e parliamo di quello che poi è l'aspetto, che è un po' un argomento che noi spesso, di cui spesso parliamo, che è la tradizione che si incontra con l'innovazione. Io partirei proprio da quella che è la tradizione, quindi da Mario, per arrivare poi invece a Jamila. Ancora una volta, i due ospiti che abbiamo noi oggi con noi sono due realtà, e vale quello che noi spesso diciamo: quanto è importante la rete, quanto è importante la sinergia, quanto sono importanti le connessioni, perché proprio fra questi due artigiani in realtà è nata poi nel tempo una collaborazione per portare avanti insieme quello che è il grande valore legato poi alla propria arte, che è quella di realizzare. Loro sono artigiani, pellettieri, tra l'altro, ripeto, Jamila adesso ci racconterà una storia molto particolare, però la tradizione si incontra con l'innovazione, si crea sinergia ed insieme si costruiscono tante belle storie che portano avanti poi i nostri racconti, ma anche la nostra economia, la nostra forza, il nostro modo di proporci. Partiamo da Mario. Mario Freno è un artigiano pellettiere dal 1985. Mario ha vissuto tanti anni fuori, ma 10 anni fa ritorna in Sicilia. Mario, ci racconti la sua storia? Allora, ciao a tutti innanzitutto. Io sono ormai un sessantenne, purtroppo, visto che calchi la mano che ho dal 1985, sono vecchio, però ho una grande esperienza. No. Allora, io sono nato a Messina, ma sono cresciuto a Milano. Sono ritornato a Messina 10 anni fa per vari motivi e ho continuato ovviamente il mio mestiere di artigiano. Io ho lavorato per le grandi griff e cerco di sviluppare questo mestiere anche in questa città che ho sempre amato e che spero di continuare ad amare, se non me la fanno odiare nel frattempo. Sei tornato poi, Mario, io di tanto in tanto interrompo, perché la verità è che quando poi si ritorna invece perché la terra chiama, e proprio di questo ritorno alla terra, di questo ritorno alle origini parleremo fra poco, quindi sei qui invece perché io penso che
l'amore chiama, ed è proprio questo amore che noi abbiamo viscerale verso le nostre tradizioni, verso la nostra storia, verso la nostra terra, quindi so che su questa cosa era proprio una battuta. Mario, ti lascio la parola. Allora, come dicevo, sono cresciuto a Milano facendo questo mestiere, sono ritornato a Messina cercando di andare avanti in questa attività che amo, che ho sempre amato, cercando poi altre novità. Giamila qua a fianco a me è una delle mie novità, e cerco sempre collaborazioni perché mi piace abbinare la pelle ai diversi materiali, quindi che ne so, alla porcellana, al legno, al ferro, tutto ciò per creare proprio sinergie con altre realtà, perché mi piace sempre creare cose nuove. Adesso sto passando molto su tessuti vari, tessuti colorati, tessuti dipinti. Voglio seguire anche questa strada, non tralasciando ovviamente la pelle. La fatica Senti è tanta, Mario, sì. si va avanti comunque. Esatto, c'è grande, naturalmente grande, noi diciamo sempre anche rispetto ad un periodo appena trascorso, no? C'è chiaramente piano piano questo ritorno alla normalità, questo ritorno alle nostre aziende, alle nostre attività, quindi sicuramente con grande sacrificio, ma io dico sempre con grande forza e grande entusiasmo, Mario. Io colgo un attimino spunto da quello che hai appena detto invece per spostarmi un attimo e poi ritorno nuovamente con te, Mario, a Jamila. Jamila Kweder. Jamila porta avanti un brand che poi è sinonimo di etica, di qualità, di estetica, che è tutta una product lines che porta avanti quello che è un grande messaggio, che è il messaggio dell'eco-sostenibile utilizzando materiali vegan. Vogliamo parlarne insieme? Intanto grazie anche per avermi diciamo catalogata tra gli artigiani. Io in realtà sono una designer insieme alle mie sorelle e fondatrice del brand, per cui per me il fatto che voi diciate che noi siamo anche artigiane è una cosa di grande pregio. In realtà il grande artigiano a cui ci siamo affidati per le borse è lui. Sei un artista. Artista, sì, questo non lo posso negare. Io vi ringrazio per questo invito, per essere qui, e vi spiego un attimo, spiego un po' a tutti, al pubblico, di che cosa si tratta. Allora, noi siamo 3 sorelle designer, e abbiamo fondato questo marchio di moda che è nato dalle nostre inclinazioni personali, l'amore per la moda, per l'arte, dalle nostre inclinazioni naturali, diciamo, come stile di vita. Noi tutte e 3 siamo vegan, cerchiamo di avere sempre uno stile di vita sostenibile. Ci siamo rese conto che il mondo della moda è un mondo altamente inquinante, per cui già dal 2010 la sostenibilità è un argomento fondante, per esempio anche della Camera Nazionale della Moda, per cui una conversione di tutte le produzioni a una sostenibilità è ormai una battaglia e un obiettivo che tutte le aziende devono percorrere. Per cui noi siamo nate già sostenibili, abbiamo pensato, ecco, è il nostro momento, via, prontissimi. E abbiamo realizzato le nostre product line, così selezionando su tutto il territorio nazionale i materiali più belli che abbiamo trovato, più sostenibili e significativi per noi, perché poi chiaramente, essendo designer, come anche Mario in realtà è diciamo designer delle sue creazioni, del suo proprio marchio, chiaramente c'è una storia da raccontare, quindi tutto quella che è la ricerca di base, il mettere insieme la parte tecnica, rivela poi, crea poi un prodotto che ha una sua storia, ed è il prodotto che racconta la sicilianità. Fermiamoci un attimo qui, siamo rimasti al prodotto che racconta la sicilianità. Fermiamoci un attimo e io leggo qualche messaggio da parte dei nostri amici. Allora, Valentina Borghese, buongiorno. Graziella Collora, buongiorno a tutti voi carissimi. Ancora saluti da Nicola Argento della famiglia Argento. Proprio ieri Nicola
citavo durante l'intervista la famiglia Napoli, la famiglia Argento, perché parlavamo dell'Opera dei Pupi, patrimonio dell'UNESCO, e dicevamo da Oriente ad Occidente e citavamo proprio la famiglia Argento ad Occidente, ad Oriente la famiglia Napoli, coloro che portano avanti con grande spirito ed entusiasmo e passione quella che è la storia legata alle tradizioni, quindi saluti a Nicola. Ciao Nicola, grazie sempre per il tuo affetto. Ancora c'è un messaggio da Il Faraone Palermo. Buongiorno Mario e Jamila. Caro Mario, un artista artigiano come te non deve sentirsi mai vecchio. Lo spirito di un artista non si invecchia mai. Ecco perché l'arte è un bellissimo dono per avere ispirazione, di ispirazione di giovinezza. Quindi io dico che ciao caro, ciao il Faraone Palermo, il nostro amico che segue sempre le nostre dirette. Beh, direi che un messaggio così, Mario, cioè, a proposito del tuo ingresso che hai fatto, anche perché c'è da dire che quando si è diversamente giovani si porta con sé un grande bagaglio, che è il bagaglio dell'esperienza, il bagaglio, dico, del vissuto, quindi ben venga, ben venga. Invece noi ci siamo fermati, Mario, poc'anzi a quello che diceva Jamila. Jamila diceva poi nella nostra linea, che poi è appunto il brand di Kveder, sono appunto le tre sorelle Jamila, Naife e Amira, che saluto, le tre sorelle appunto, portano avanti poi nella loro linea, che poi sono borse, scarpe e accessori, portano avanti quello che è questo grande segno di sicilianità. Come vedi Mario, poi la sicilianità, i suoi aspetti, anche l'ispirazione, no? È sempre presente in quella che è anche il proprio modo di esprimersi. Nel loro brand c'è questo. Fra di voi si crea quindi, Mario, questa grande sinergia, no? Questa perfetta, come dire, questo perfetto capirsi per portare avanti poi un progetto. Ma una cosa fondamentale, Mario, e noi poi ieri lo abbiamo detto durante la nostra conversazione telefonica, mi dicevi è molto bello perché c'è questa voglia di ritornare alle origini, questa voglia di ritornare alla terra, questa voglia di ritornare alle forme semplici e che poi naturalmente vengono studiate con l'innovazione, quindi con nuove chiavi di lettura, giusto Mario? Giusto, è che ci hanno prospettato un futuro con la globalizzazione che doveva essere ben diverso e invece è stata tutta una fregatura. Quindi io direi che forse è il caso sì di ritornare indietro, a ritornare alla terra, a ritornare all'artigianato, a ritornare ai valori veri della vita. Perché qua ci stiamo dannando tutti quanti per seguire il dio denaro. Il denaro è utile per vivere, è utile per pagare le utenze, è utile per tante cose, ma non può essere l'unico motivo di vita. Valgono di più i rapporti personali e nel lavoro questi rapporti che si creano con altre realtà. E per quello che prima dicevo, che a me piace incontrare nuova gente, piace incontrare altri artigiani, abbinare i vari materiali, quindi abbinare i vari mestieri, cercando di ritornare ai valori dell'amicizia, della creatività insieme all'amico. Quindi non lo so, forse perché io ho un ricordo di quando ero ragazzino di una città molto più viva di quello che è adesso, dove c'erano i valori, dove c'era il rispetto del vicino di casa. Adesso se uno muore per strada non se ne accorge manco nessuno. Una volta lo raccontavo anche a delle persone che sono venute a trovarmi stamattina. Se c'era un ragazzino, io abito in un cortile, nei vecchi cortili messinesi, se c'era un ragazzino che si faceva male, venivano fuori tutti dalle case a dare una mano, a dare un aiuto. Oggi queste realtà sono sparite perché proprio si insegue il denaro, per cui ognuno è occupato a inseguire i soldi, i soldi, i soldi. È l'unico pensiero che hai dalla mattina alla sera. Basta, io sono stufo. Io voglio tornare proprio alle cose reali, alla pasta alle origini, casa, alla mamma che
ti chiama nel cortile, ti dà la colazione mentre tu corri nel cortile, alla carezza del vicino di casa. Sono tutte cose che stanno purtroppo, sono quasi sparite. Bisogna ritornare ai valori veri della vita, ritornare a zappare la terra, che è una cosa che mi piacerebbe tantissimo. Io ci tornerei. Mario, sai, no, ma guarda, io devo dirti, si dice che poi nei periodi di crisi, no, c'è questa ripartenza, e soprattutto dal periodo di crisi c'è la riflessione, no? Ci sono tante riflessioni. Io penso che questo periodo di chiusura del mondo sia servito forse a riflettere su tante cose. Quando noi diciamo questa ricerca della nostra identità, della qualità, la provenienza, chi siamo, questo ritorno alle origini, come dicevi tu, questo ritorno alla terra, che poi tra l'altro sai è stato anche uno slogan utilizzato anche in varie campagne, anche nelle campagne, per esempio nella campagna Slow Food, che è quella utilizzata proprio per poter consumare prodotti genuini, prodotti di stagione, niente sprechi. Tra l'altro proprio qualche giorno fa Io Compro Siciliano ha firmato un protocollo d'intesa con Slow Food, perché sapete che attenzioniamo le eccellenze da quello che è l'artigianato ai prodotti, alle filiere agroalimentari, a tutto quello che riguarda appunto il food, la ricezione. Parliamo spesso di qualità di ricezione proprio perché è importante anche promuovere il territorio, prodotti, eccellenze. Sai, io penso, Mario, che in questo periodo sia servito proprio a questo. È come se poi tutto si fosse un po' azzerato, no? È come se ci fosse stato questo azzeramento, la presa di coscienza, e io devo dirti, Mario, sono assolutamente positiva, sono assolutamente felice, perché Io Compro Siciliano un po' la testimonianza che questo è avvenuto. Pensa, in 2 mesi siamo arrivati a 242.000 amici che scelgono consapevolmente e con la voglia di portare avanti la nostra, veramente la nostra terra, con grande entusiasmo, con grande passione, forse magari quella passione che con il tempo si era messa un po' lì, no? Si era assopita, proprio perché magari la vita poi con la velocità ci porta velocemente a vivere le cose senza renderci conto di chi siamo, cosa vogliamo. Quindi io sono assolutamente positiva su questo, ripeto, io lo vivo ogni giorno, con Io Compro Siciliano c'è veramente questa grande voglia di ripartire, e quindi assolutamente positiva. E mi sposto nuovamente da Jamila. Jamila, devo dire, il vostro è da quello appunto che è l'utilizzo dei materiali, no? Voi utilizzate tutti i materiali, mi piacerebbe che adesso tu mi parlassi un po' più di questi materiali che utilizzate per la vostra linea, per il vostro brand, per la vostra product lines. Parliamone insieme di questi materiali. Allora, ricollegandomi a quanto detto insieme, proprio in merito al concetto di slow, no, il nostro è uno slow fashion, che è un tipo di fashion che è un po' diverso da un fashion che si è sviluppato appunto negli ultimi anni. È un po' tutta questa vita caotica che si è andata, come dire, ad accumulare fino ad oggi, e adesso ci rendiamo conto che bisogna fare le cose un attimino più con calma, quindi apprezzare, acquistare meno, acquistare meglio e aumentare tutti la qualità della vita, sia i consumatori che i produttori che i designer e tutti quanti. In quest'ottica, in questo concetto slow, va dentro anche la selezione chiaramente delle aziende che collaborano con noi. Noi andiamo a selezionare dei materiali che sono prodotti su tutto il territorio italiano. Non abbiamo ristretto la ricerca a una sola regione perché avendo delle esigenze di tipo tecnico, dei materiali li abbiamo dovuti selezionare in varie zone dell'Italia. Sono tutti materiali prodotti dalle aziende molto attente all'ambiente, alla salute dei loro lavoratori, al lavoro, sono delle aziende molto sostenibili. Dico, ne cito alcuni
come ad esempio noi utilizziamo molto e amiamo molto l'Alcantara di Alcantara, appunto, che è un'azienda che è nota per aver fatto questo materiale, che è un po' un materiale a sé stante, non può essere categorizzato con un nome preciso perché è proprio lui. E questo è un materiale carbon neutral, significa che l'azienda per realizzare questo materiale non ha impatto sull'ambiente, perché eventuale impatto lo compensa in altro modo, per cui è proprio come a zero emissioni. O altri materiali che utilizziamo sono dei materiali che sono parzialmente derivati da risorse naturali, quindi scarti di lavorazioni di frutta, di cereali. Alcuni materiali sono invece derivati dal riciclo di bottiglie, riciclo di tessuti, ma sono tutti materiali altamente tecnici e molto raffinati al tatto, profumati, cioè a volte si pensa che il riciclato sia una cosa che può sembrare un po', come dire, un po' più grezza, perché si pensa al riciclato e quindi un po' più al grezzo. In realtà, per esempio, questo materiale che dicevo, riciclato dalle bottiglie e dai tessuti, si chiama Dinamica, è un materiale pregiatissimo, di una tattilità fantastica, è proprio morbido e avvolgente, quindi proprio sui materiali potrei parlare ore, ma non credo che sia il caso. No, no, ma noi appunto abbiamo fatto questa domanda perché ci faceva piacere proprio conoscere, chiaramente, ed ampliare anche la nostra conoscenza. Tutto questo però, Jamila, viene naturalmente lavorato, quello che dicevamo all'inizio, viene lavorato in Sicilia, ed ecco poi perché nasce queste collaborazioni d'oro, come quella appunto con Mario Freno, che è un grandissimo artigiano con grande esperienza, giusto? Abbiamo proprio come missione quella di realizzare le lavorazioni tutte interamente in Sicilia, senza nessuna dislocazione di lavorazioni anche parziali, e per questo nostro comportamento abbiamo ricevuto un marchio che è appunto il marchio TSR di responsabilità del territorio, e siamo molto fieri di questo e portiamo avanti con grande energia questa attività, che è nata, ripeto, naturalmente, perché poi, vivendo, noi siamo delle siciliane che adorano, come avete potuto capire, la regione. Penso un po' tutti, ognuno ama tanto il proprio paese, però in generale ci siamo resi conto, artisticamente anche parlando, che qui c'è tutta una tradizione, una presenza artistica che proprio si sprigiona da tutte le cose che sono intorno, da un monumento, ma anche un modo di fare una cosa, un racconto, un frutto, un fiore. Quindi è impossibile non farne nascere qualcosa, è proprio spontaneo. È vero. Leggo qualche messaggio. John Blandi è un nostro amico siciliano, vive a New York, fa parte anche lui del grande gruppo di Io Compro Siciliano. Buongiorno Katiuska ed ospiti, sereno mercoledì. Ancora Daria Guerrera, bravi, bravissimi, bellissima collaborazione. E invece il Faraone Palermo dice: il pensiero di Mario lo condivido pienamente. Bisogna tornare all'epoca di una volta, era tutto vero, c'è più fratellanza, umanità, ma restiamo positivi, con speranza che tornino quei bei tempi di una volta dove la caccia ai soldi era molto di meno. Dobbiamo tornare alla nostra bellissima identità di grandissimi valori in tutti i sensi, e siamo assolutamente tutti d'accordo su questo. Senti Mario, tu hai tanta davvero esperienza. Mi piace moltissimo e mi è piaciuto moltissimo come ieri mi hai presentato proprio l'azienda di Jamila. Perché diceva è importante poi anche insegnare, tramandare quella che poi è la propria esperienza, collaborare con nuove realtà, nuove idee, così come l'azienda di Jamila è, no? C'è questa idea di lavorare materiali naturali, vegan, ecosostenibili. Mario, mi dicevi, a me piace anche molto l'idea di poter insegnare a ragazzi, no, il mestiere, vero? Sì, mi piacerebbe a chi è veramente interessato, perché questo è un mestiere particolare e molto faticoso. Innanzitutto parlo proprio fisicamente, è un mestiere da fare in piedi.
si sta in piedi 12, 13, 14 ore al giorno. Vabbè che la mia ex moglie dice che da quando sono a Messina sono in ferie perché lavoro solo 12 ore al giorno, perché a Milano se ne lavoravano anche 18-20. Quindi è un mestiere veramente faticoso, se non hai passione non riesci a seguirlo. Trovare una persona che ha passione, io insegno a chi vuole, non mi faccio problemi, non tengo nascosto niente. Come dicevo anche a te ieri, per arrivare ai miei livelli, e non sono niente perché io mi sento un operaio, sono molto umile, ho sempre le mani sporche di colla, di tinta, ma arrivare a fare quello che faccio io, un altro deve passare i 30 anni che ho passato io. Quindi non c'è pericolo che mi si rubi il mestiere. Sì, ogni tanto c'è il genio che magari ti supera dopo poco tempo, però è abbastanza difficile perché ci sono tanti passaggi, soprattutto i passaggi dei vecchi artigiani, che io ho imparato a rubare con quello che diceva mio padre, che mi ha sempre detto: Mario, apri gli occhi, apri le orecchie e ruba il mestiere agli altri. Io quando andavo nei vari laboratori mi guardavo sempre in giro, tendevo l'orecchio, ascoltavo per sentire i commenti, i vari passaggi di ogni operazione, perché ogni artigiano, per fare un singolo passaggio, ogni artigiano lo fa in maniera diversa. Quindi sentire il parere degli altri, poi dovevo trovare la mia strada. E la mia strada... La propria dimensione. Quindi insegnare agli altri, a me piacerebbe se ci fosse qualcuno disposto a stare in piedi 12 ore al giorno, no? Col mal di gambe, mal di schiena, però la passione ti fa superare tutto questo. Perché poi, vabbè, con la testa che ho io, a me l'oggetto che faccio mi piace fin quando ce l'ho in testa. Quando l'ho realizzato vedo solo i difetti e quindi non vedo l'ora di farlo la seconda volta per correggere quei difetti, ma anche la seconda volta trovo sempre qualcosa che non va e quindi è proprio una migliorare sempre di più, migliorare sempre di più. Sì. Questa è passione. Se uno non... certo. La passione è quello che muove veramente tutto. Bene, noi siamo arrivati a chiusura del nostro appuntamento. Come vedete oggi siamo andati a conoscere due bellissime realtà appunto sul territorio di Messina. Domani ci sposteremo nel territorio di Siracusa per conoscere nuovi volti e nuove storie da raccontare e condividere con voi. Vi ricordo come sempre compilate il form che trovate sulla nostra pagina, inserite i dati della vostra azienda per poter far parte di questo grande database che riguarda appunto e che presenta le vostre aziende all'interno di questo grande motore di ricerca. Poi vi diciamo vanno veramente bene quelle che sono anche le magliette, le nostre t-shirt a marchio Io Compro Siciliano, che trovate in una sezione dedicata al merchandising, solo una sezione dedicata al merchandising delle t-shirt, che è shop@iocomprosiciliano.com. Continuate a scriverci, continuate a proporci le vostre idee, perché siamo ben felici di poterle condividere. Ancora abbiamo messaggi da Tito Puleri: imparati l'arti e mettila da parte, dice, e quindi penso che sia il riferimento, Tito, a Mario. Noi volevamo ringraziare Mario Freno. Grazie a Mario per essere stato con noi, e volevo ringraziare Jamila Kveder perché avete raccontato le vostre aziende, la vostra storia, la vostra arte con grande entusiasmo, con grande passione. Identità, qualità e provenienza, queste continuano a essere le linee per portare avanti i nostri progetti, i nostri sogni, le nostre identità, e facciamolo sempre veramente con grande passione, così come diceva Mario, come diceva Jamila. Bene, noi chiudiamo il nostro appuntamento quotidiano qui. Vi ricordo alle 18, come sempre, aperitivo social con Francesco Caravello. Siamo arrivati a metà settimana, quindi sempre nuove idee, nuove scoperte all'interno dei nostri format, ma signori, noi chiudiamo sempre l'appuntamento in questo modo. Gentilissimi ospiti,
Potreste gentilmente avvicinarvi un po' più alle camere? Sì, perfetto. Adesso ripetete con me. Io compro siciliano. Ci piace! Ad Maiora, grande Mario, grande Giamila, portiamo avanti i nostri progetti, le nostre idee, la nostra Sicilia. Arrivederci, ci vediamo domani alle 12. Io compro Siciliano Live. Ciao, grazie per essere stati con noi. Ciao Mario, ciao Giamila.